Raff, a 23 anni, anche lui è in cerca della donna ideale, dell'anima gemella. Ciao Raff. Ciao, buongiorno. Allora Raff, tu sei in cerca di questa donna che fino adesso non hai potuto mai incontrare. Sì, infatti. Ma come mai Raff? Cioè con tutte le ragazze che conosci e con tutte le donne che frequenti, non hai potuto incontrare questa ragazza che ti ha colpito? Che ti colpisce? Non so perché, ma comunque sto cercando ancora. Ecco. Finché non trovo, non smetto di cercare. Fortunatamente ti ho visto io e allora cerchiamo insomma di risolvere la cosa facendo una bella intervista. Anzi, una bella cosa. Perfetto. Allora Raff, parlaci un po' di te, che tipo sei? Io sono un persona tranquillo, studioso, infatti frequento la scuola, faccio lettere e filosofia, mi piace ballare, uscire. Infatti insegnavo pure ballo, ho fatto anche dei film, perciò diciamo sono ben inserito nella società. Certo. Quali sono i tuoi hobby? I miei hobby sono basket e pallavolo. Basket e pallavolo. Ho giocato basket per 3 anni e poi pallavolo per 7 anni. Quanto tempo è che sei single? Circa 2 anni. 2 anni. Sì, Perfetto. Allora parlaci del tuo ideale di donna. A che genere di donna siamo interessati noi? Va bene, prima di tutto la bellezza deve essere fondamentale, anche una ragazza che sa apprezzare, una ragazza che tipo, è culturata, una bella ragazza in fondo. Esatto. Hai preferenza per le bionde, le brune, non so? No, questa cosa diciamo non è che vado pazzo così, ma comunque una bella ragazza mi farebbe piacere. Esatto. Ok. La cosa che ti colpisce di più in una donna, la prima cosa che guardi? Io guardo molto spesso gli occhi. Gli occhi. Che, E come li deve avere gli occhi? Accattivanti, tipo? anche un po' aggressiva. Aggressivi, tipo tigre. Tipo tigre, questa cosa mi ispira. Ti piace la donna che sia di un carattere espansivo, cioè che abbia lei l'iniziativa, oppure preferisce le donne timide? No, mi piace le ragazze Che abbiano la loro iniziativa. Infatti, il carattere un po' forte. Esatto. Mentre la cosa che odi di più in una donna qual è? Di essere superiore. Superiore. Cioè quando si sente superiore a te dà fastidio. Mi dà fastidissimo, infatti non riesco manco a trovare mio agio. Cioè cerchi di evitarla subito. Infatti. La migliore cosa. Infatti non vuoi Va fare bene. male. Tu credi ancora all'amore? Certo che lo credo. Per te l'amore che cos'è? Per me è una sensazione bellissima che fa completare un uomo. Sì. Cioè, questo è l'amore. Esatto. Secondo te la cosa fondamentale in un rapporto di coppia che cos'è? Rispetto, che deve essere fondamentale, e poi l'amore soprattutto. Esatto. Per te la fedeltà è importante? Certo, perché se non c'è la fede come facciamo ad andare avanti? Non c'è amore. Infatti. Certo. Per cui, amiche telespettatrici, state conoscendo Raff, 23 anni, di Palermo, che è in cerca della sua donna ideale, la ragazza giusta, l'anima gemella. Per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, parliamo noi con donne da che età? Da 18 anni fino a 25 sono disponibile. Quindi dai 18 ai 25 che lo volessero contattare personalmente possono farlo o chiamando la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione, oppure collegandovi col nostro sito www.stranuamurisiciliano.it. Allora Raff, in questo momento ci sono le telespettatrici, quelle donne che ti stanno guardando e stanno decidendo se presentarsi come corteggiatrici oppure no. Vuoi dare loro un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai! Ok ragazze, sono qui, sono Raff, se mi volete chiamate che sono disponibile. Perfetto, bel messaggio, per cui amiche telespettatrici chiamate Raff, perché Raff sta aspettando le vostre telefonate per la rubrica dei cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Ciao ragazze. Raff, ciao ciao!